Panarotto Serramenti alla Fiera di Lonigo. Cosa avete deciso di portare per questa edizione? Questa edizione abbiamo portato tutti i nostri serramenti in alluminio a taglio termico, compresi portoncini, porte e finestre, e soprattutto per far vedere che è un serramento che dà molta più luce rispetto alla concorrenza e soprattutto ha 20 anni di garanzia e non ha manutenzione. Siamo con Bel Giardino in Fiera Lonigo. Cosa avete deciso di portare per questa edizione? Tutte le nostre produzioni, tipo pergole bioclimatiche, le nostre casette. Ecco, questa è una piccola parte perché lo stand è piccolino, però è così per fare un po' di presenza e per essere presenti a questa manifestazione storica che ci teniamo molto a esserci. Avete portato anche qualche novità rispetto agli altri anni? Sì, e questa è la novità, è queste pergole bioclimatiche, le quali hanno una funzione, diciamo, per star bene fuori durante il periodo estivo e questa è la nostra novità in pratica. Anche Franchetti Serramenti alla Fiera di Lonigo. Cosa avete deciso di portare per questa edizione? Quest'anno abbiamo portato un serramento in PVC, abbiamo portato un serramento alluminio legno interno, alluminio taglio termico esterno, una porta ingresso Orma, tutto in alluminio taglio termico. Abbiamo portato, siamo concessionari dell'Orma da 9 anni, abbiamo portato 2 portoni sezionali e abbiamo messo la novità di quest'anno che sono delle stampe che mettono sui pannelli, invece delle solite verniciature classiche, hanno fatto questa novità, sono delle stampe che si attaccano al pannello. Siamo con Clamar Sicurezza. Cosa avete deciso di portare per questa edizione della fiera? Per questa edizione della fiera, oltre ai soliti e innovativi impianti di allarme e sicurezza e videosorveglianza, abbiamo portato anche il nebbiogeno, che è un utile strumento che impedisce ai malintenzionati di entrare in casa e di vedere i beni nella famiglia. Perciò è un ulteriore sistema di sicurezza in più. Siete soddisfatti dell'afflusso di questa edizione? L'afflusso è stato molto interessante e anche di qualità, perciò siamo soddisfatti. E per quanto riguarda l'organizzazione della fiera? È sempre stata una tra le migliori ferie come organizzazione, perciò complimenti ai direttori della fiera. Siamo con Marco di Falegnameria Spigato. Cosa avete deciso di portare per questa edizione della fiera? Allora, noi come Falegnameria abbiamo deciso di portare qua in fiera solo legno e legno alluminio. Logicamente poi come serramenti abbiamo di tutto nello showroom, PVC, alluminio a taglio termico, alluminio a taglio freddo, pavimenti in legno e tutto quello che comporta le lavorazioni di legno in senso di mobili e tavoli. Logicamente qua in fiera, avendo comunque uno spazio ridotto, abbiamo deciso di concentrarsi sul serramento in legno, portoncini in legno e tutto quello che riguarda, diciamo, finiture ad olio, in questo caso qua, e basta. 2 porte interne, tanto per dare un'idea di porte e basta, insomma. Ecco. Siamo con Elisa. Come sta procedendo la tua vita lavorativa? Abbiamo saputo che ci sono delle novità. Ciao, sì, è finito il Festival di Sanremo, ho avuto varie opportunità appunto lavorative e ora ho iniziato a registrare un programma che andrà in onda su Canale Italia e su Sky, International Music Star, nel quale appunto avrò il ruolo di Valletta e quindi appunto questo mio debutto, mi cimenterò appunto su questa nuova cosa. È una nuova esperienza, sono contenta appunto di far parte di questo team e tutto fa bagaglio, insomma. La tua famiglia come ha risposto di questa nuova occasione? La mia famiglia è molto contenta, i miei genitori ovviamente mi sostengono in ciò che faccio e sono contenti che ovviamente tutto ciò che faccio avviene in un ambiente professionale e quindi appunto ringrazio anche loro per sostenermi e per darmi appunto la possibilità di fare tutto ciò che vorrei fare. Siamo con Carlo dei Giovani Leoni. Come sta andando questa edizione della fiera? Sta andando benissimo, un buon flusso di persone. Quest'anno abbiamo proposto come ogni anno la nostra pasta fresca artigianale fatta con farine del territorio e uova. Qual è il prodotto che va per la maggiore tra i vostri clienti? Negli ultimi anni stiamo promuovendo il nostro gargato fatto con farine locali
e sta riscuotendo un buon successo. Poi facciamo le abbinate con i sughi, sugo all'anitra, al cinghiale o al capriolo. Siamo con Giuseppe Gaspari di Ricosma. Come sta andando questa edizione della fiera? Possiamo dire che sta andando molto bene perché abbiamo passato 2 anni di Covid, per cui è stato scombussolato un po' tutto quanto. La fiera è ritornata nel suo valore, nella sua quantità di attrezzature e anche espositori, per cui l'annata speriamo che cominci e vada avanti sempre così, insomma. Per questa edizione cosa avete deciso di portare come attrezzature? Attrezzature noi abbiamo sempre un po' di tutto, perché abbiamo attrezzature per il terreno libero e anche per i vigneti e per frutteti. La Ricosma non è mai ferma perché innovazioni ne abbiamo sempre. Abbiamo sviluppato molte macchine innovative per quanto riguarda il vigneto. Quello che miriamo più di tutto è le macchine più ecologiche, meno antideriva, macchine che sprecano meno prodotto. Siamo con Vigolo Flavio della ditta Vigolo. Come sta andando questa edizione della fiera? Bene, direi, è un buon afflusso di persone, come dicevo diluito nei vari giorni, quindi da ieri mattina, sabato pomeriggio parecchio, stamattina altrettanto, non troppo concentrato, quindi abbiamo anche il tempo e la disposizione per seguire tutte le persone che vengono. Quali sono le attrezzature che avete deciso di portare per questa edizione? Noi siamo orientati all'agricoltura professionista, quindi abbiamo macchinari innovativi e abbiamo presentato delle macchinari nuovi sulle seminatrici e il rinnovo di tutto quello che è la linea vigneto. Siamo con Paolo di Tecnoverde Pertile. Come sta andando questa edizione della fiera? Allora, il tempo è clemente perché per questi 3 giorni a Retto c'è un buon afflusso di persone e sono interessati anche ai nostri prodotti, quindi sta andando bene, dai. Che prodotti avete portato per questa fiera? Abbiamo portato prevalentemente prodotti per il giardinaggio, per il cliente privato, per le famiglie e riscuotono un certo interesse, insomma. Avete già partecipato alla fiera di Lonigo negli anni passati? Partecipiamo alla fiera di Lonigo ancora dagli anni 90 e continuiamo a farla perché comunque ci porta sempre nuova clientela ed è sempre un modo per rimanere in contatto con i clienti che vengono abitualmente.